Nonostante avesse già ricevuto il divieto di non avvicinare la sua ex compagna, un 37enne moldavo, residente a Mestre ma domiciliato a Padova, sabato scorso l'ha inseguita in auto, l'ha affiancata e le ha mostrato una pistola, rischiando anche di provocare un incidente. Non pago, dopo qualche ora, l'ha raggiunta sotto casa dove ha sparato in aria con una pistola ad aria compressa, colpendo una tapparella. L'uomo è quindi scappato, ma è stato intercettato da una volante della polizia. Dopo una perquisizione alla vettura è stata trovata la pistola e una scatola di pallini, oltre ad un'altra pistola a salve senza il tappo rosso, nascosta sotto il sedile del passeggero. L'uomo è stato quindi arrestato per atti persecutori, violenza privata, danneggiamento, porto in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere. L'uomo, già nello scorso agosto, era stato destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla propria ex compagna a causa di molestie e minacce nei confronti della donna.